Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riserva questa giornata di martedì 18 febbraio e quali sono gli influssi che riceviamo oggi dagli astri. Prima però, come di consueto, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Questo giorno governato da Marte è un giorno che richiede sforzo, impegno, sacrificio, decisione, caparbietà e anche la capacità di esprimersi, di dire la propria opinione e di portare avanti, insomma, la propria idea. È possibile che oggi sia necessario appunto essere un pochettino più determinati del solito perché avremo un influsso contrastante dalla costellazione Cancro. Pertanto questa costellazione visitata dalla Luna oggi per prima dà e imprime un alone, diciamo così, altalenante, magari un po' incerto all'influsso appunto odierno. Pertanto diciamo che il contributo di Marte andrà a scuotere un po' le persone più statiche, mentre la costellazione comunque Cancro potrebbe rendere più suscettibili e più vulnerabili altri. Per quanto riguarda comunque la giornata, è possibile, essendo Cancro susseguita dalla costellazione Ariete, è possibile appunto che questo giorno ci veda un po' poco convinti delle nostre cose, poco determinati oppure inclini a eccessivi umori o ad agire in modo impulsivo. Dunque la spinta marziana potrebbe raddrizzare un po' il tiro, oppure all'inverso potrebbe creare e generare qualche stato d'animo difficile da gestire. Probabilmente saremo in lotta con noi stessi o magari percepiremo un senso di sfiducia o di scontentezza più acceso in questo giorno. Va detto che per quelli che devono trovare degli accordi, delle mediazioni, oggi è una giornata che va presa un pochettino con le pinze. L'accordo potrebbe arrivare, potrebbe però non essere esattamente il meglio per noi, anche se seguono due costellazioni molto forti che garantiscono che la giornata oggi sia anche, sebbene faticosa, sebbene laboriosa, una giornata comunque favorevole che porta avanti un risultato. Questo risultato potrebbe essere oggi più che mai fatto proprio in previsione del futuro, cioè qualsiasi azione noi oggi faremo sarà mirata a un lungo periodo, perciò diciamo che è una giornata favorevole in questo senso. Possiamo inoltre dire che non sarà una giornata molto movimentata, dovrebbe essere più incentrata all'aspetto emotivo rispetto all'azione vera e propria, che sarà più nella nostra testa che non a tutti gli effetti. Non saremo molto spinti ad andare a destra e a sinistra, probabilmente avremo tanto lavoro e tanto da fare a casa o tanto da fare in un posto in particolare. Questo renderà molto dinamica la giornata, ma con tratti di estaticità, perché viene vissuta più che altro dal punto di vista emotivo e interiorizzata. Dunque non ci sembrerà di fare granché, in realtà faremo tantissimo oggi. Due costellazioni in particolare, Capricorno e Acquario, parlano di grande lavoro, hanno entrambe alle spalle Saturno, pertanto è una giornata che ci vedrà molto impegnati, probabilmente con lavori anche di fatica a volte.
Bene, per il resto comunque una giornata che scorre abbastanza gradevole, tranne appunto, come ho detto, tratti di vulnerabilità, perciò cerchiamo di essere più concreti oggi, di non lasciarci trascinare da impulsività ed emozioni e di cercare di fare conversazioni chiare e pretendere chiarezza dai nostri interlocutori. Io vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato fino a qui, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, e di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Ci ritroviamo con la prossima condivisione per mercoledì 19 febbraio. Grazie e buon proseguimento. A presto.